Crollano i contagi, si azzerano i decessi e corre la campagna. Focus TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Molto bene la situazione della pandemia Covid in Veneto, calano in maniera netta i contagi, aumentano le persone che sono appunto sottoposte alla vaccinazione, resta sempre l'incognita varianti. Crollano i contagi, si azzerano i decessi e corre la campagna vaccinale. Il Veneto guarda il futuro con serenità, ma le notizie che arrivano dall'estero sulle varianti del coronavirus preoccupano un po' tutti. Ci preoccupa tutto, ovviamente non dobbiamo abbassare la guardia, non dobbiamo pensare che sia finita, dobbiamo invece pensare che il virus circola ancora in proporzioni infinitesimali rispetto a prima. Noi abbiamo un'incidenza che è sotto i 10 casi su 100.000 abitanti a settimana, però il che non vuol dire che che si possa pensare che non ci sia più. Ovviamente ne stiamo venendo fuori con l'ausilio anche ovviamente dei vaccini. Con queste premesse è sempre importante ricordare che, anche se le mascherine non saranno più obbligatorie all'aperto da lunedì, bisognerà tenere comunque alta la guardia. Noi le eliminiamo all'aperto, ovviamente dicendo ai cittadini che tutte le condizioni di assembramento, di mancanza di distanziamento sociale fanno sì che si utilizzi ovviamente la mascherina, il che vuol dire che se vado al supermercato trovo la coda piuttosto che la fila d'attesa in ufficio postale o il mezzo di trasporto pubblico affollato, la mascherina la devo indossare. E si parla anche di ripartenza che interessa soprattutto in questo periodo il turismo, e allora ci sono novità per quanto riguarda le nuove rotte aeree intercontinentali che riguardano l'aeroporto Marco Polo di Tessera. Dalla prossima settimana Venezia e il suo aeroporto Marco Polo a Tessera tornano a collegarsi con alcune importanti rotte aeree intercontinentali. I primi a ripartire saranno i collegamenti internazionali con Dubai e New York, momento che in tanti attendevano come un segnale importante a livello mondiale circa l'effettiva ripartenza del turismo in città. Il commento soddisfatto dell'assessore al turismo del Comune di Venezia, Simone Venturini. Abbiamo visto un turismo prettamente di prossimità, con pochi amici intercontinentali. Ecco, mancano ovviamente gli americani, mancano i giapponesi, manca il Medio Oriente, manca il Canada. Per fortuna nei prossimi giorni, in particolare il 1 luglio e il 3 luglio, torneranno i collegamenti diretti con Dubai e con New York e a seguire con altre importanti città straniere al di là del continente europeo. Questo è veramente significativo perché grazie a questo turismo, che resta più giorni, che in qualche modo vive la città in maniera ancora più profonda, è possibile dare sollievo alla filiera turistica. Cafarsetti, garantisce l'assessore, farà la sua parte. La ripresa sarà comunque graduale, sarà a piccoli passi, il Comune vuole ovviamente sostenerla con interventi legati agli eventi, come quello della Biennale del Salone Nautico, che tanto bene hanno fatto in quei giorni alla città, e a continuare con quell'idea della città della moda, quindi luglio le grandi sfilate, agosto, poi settembre con la mostra del cinema, la regata storica e gli eventi legati ai 1600 anni di Venezia. Un ragionamento però va fatto anche circa l'importanza delle infrastrutture. Questa crisi ha ovviamente messo in luce l'importanza dell'aeroporto per Venezia e del suo porto. Senza il funzionamento di queste due grandi porte di accesso alla città, ovviamente anche tutto il sistema turistico, ma anche quello economico, soffre moltissimo. Adesso abbiamo una brutta notizia che tocca da vicino anche tutti noi, perché nella notte si è spenta Beatrice. Beatrice la conoscete senz'altro, chi ci segue la riconosce benissimo, era la nostra guerriera, tanto aveva fatto per portare la sua città, Bassano del Grappa, a misura di tutti. Una crisi respiratoria si è portata via questa leonessa a soli 14 anni. Beatrice aveva appena concluso l'esame di terza media portando una tesina proprio sulla sua patologia che la vedeva costretta su una sedia a rotelle. Chi ci segue ha sempre potuto ammirare la sua forza, il suo coraggio, sempre accanto a mamma Valentina. Al suo fianco avevamo combattuto anche noi di Rete Veneta tante battaglie per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'installazione di giostrine inclusive nei vari parchi gioco della città. E infatti abbiamo visto alcuni momenti cruciali proprio di quegli interventi che l'avevano vista protagonista di
tante storie, tante battaglie. E ecco, la vediamo qui in queste immagini con la mamma e adesso appunto la ricordiamo davvero. Beatrice lascia un enorme vuoto pensando che si è spenta, ricordo ancora una volta, a soli 14 anni. Vedo che è collegata via Skype la nostra Erinda Chitezza, perché è tornata sul luogo dove l'altro giorno, dove ieri, proprio ieri mattina, c'è stato un terribile incidente stradale costato la vita a una donna di 43 anni che è stata investita da un autobus. Tra l'altro siamo in Viale Venezia, nella zona tra Bassano e Cassola, un punto, Erinda, molto molto particolare, un punto nero, possiamo definirlo così, della viabilità e soprattutto pericoloso per i pedoni. Esatto Vanessa, buongiorno prima di tutto a te e a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo in Viale Venezia dove ieri, come hai ben detto, si è consumata la tragedia di Mara Girardi, 43 anni, attraversava sulle strisce pedonali ed è stata travolta da questo bus. E hai detto bene, questa è una strada molto trafficata, come anche potete vedere alle mie spalle. Le strisce pedonali si trovano in un punto veramente delicato perché si trovano vicino ad un incrocio, a diversi incroci, e spesso qui le macchine corrono, si tende a correre velocemente, spesso magari presi da altri pensieri o presi dai pensieri della giornata. Non si presta moltissima attenzione, ma ricordiamo che ci troviamo sotto il comune di Cassola e sì, molto vicino a Bassano, ma siamo a Cassola, Viale Venezia. Ecco, hai sentito un po' i pareri della gente tu? Sì, io ho parlato un po' con alcuni dei commercianti qua della zona e infatti tanti hanno sollevato il problema della strada molto trafficata, non ben organizzata, ma anche hanno parlato del problema ci sono 2 strisce pedonali che andrebbero totalmente rimosse. Questa dietro appunto alle mie spalle dove Mara ieri è stata travolta dovrebbe essere rimossa perché non si vedono anche bene, non si vedono molto bene quando si attraversa, e anche ce n'è una poco più avanti a 50 metri che è completamente sbiadita, che dovrebbe anche quella essere rimossa secondo i commercianti e secondo anche i cittadini. Quindi cercare anche magari di togliere alcune di queste piante, che come vedi è una strada alberata, per dare più visibilità anche alle persone quando attraversano le strisce pedonali, ma anche alle macchine dare più visibilità. Inoltre un commerciante si è anche lamentato che spesso le macchine parcheggiano in doppia fila, parcheggiano contromano, e sarebbe da fare qualcosa. Il comune dovrebbe prenderne anche visione di questo e cambiare completamente questa strada e la viabilità in questa strada, per evitare anche ulteriori possibili incidenti futuri. Quindi una richiesta pressante all'amministrazione comunale proprio per rivedere un po' la viabilità in quella zona e mettere in sicurezza il transito soprattutto di pedoni e ciclisti, immagino. Esattamente, proprio così, perché una tragedia come questa che è successa ieri poteva tranquillamente essere evitata. Una tragedia che ha sconvolto tutta la cittadinanza. Mara era una giovane donna, infatti come puoi vedere ci troviamo proprio qui dove è successo l'incidente e ci sono le foto di Mara, 43 anni, era residente tra l'altro, abitava qui vicino. Non sappiamo se avesse figli o avesse famiglia, qualcuno ha detto che forse aveva un compagno, quindi non riusciamo nemmeno ad immaginare il trauma che la famiglia, il compagno di questa giovane, bellissima ragazza, bellissima donna sta vivendo adesso. Una tragedia che non dovrebbe succedere. Mara deve essere nella tragedia. Questa tragedia dovrebbe fare da esempio per tutti quanti, per tutti gli automobilisti, di cercare di prestare attenzione perché la vita è cara.
Bene, grazie allora alla nostra Erinda Chiteza. Insomma, chissà che davvero poi venga ascoltato questo forte appello, lo sentirete, verrà riproposto nel nostro telegiornale di questa sera, questo forte appello venga colto proprio dai diretti interessati, ovvero dagli amministratori, da chi si occupa della viabilità. Un punto nero abbiamo visto in quel tratto specifico di Viale Venezia, di Cassola al confine, proprio tra Cassola e Bassano, però siamo in territorio comunale di Cassola, come ha specificato anche Erinda. Noi ci fermiamo per qualche istante, c'è una breve pausa. Siamo nuovamente in diretta. È un'altra tragedia, un altro dramma che sta tenendo banco in questi ultimi tempi, è quello che riguarda l'omicidio della donna di 35 anni uccisa dal 34enne Fabrizio Biscaro mentre si trovava in riva al Piave nel Trevigiano. La donna stava prendendo il sole quando è stata avvicinata e accoltellata dall'uomo che poi appunto ha confessato il suo crimine. Al proposito abbiamo avvicinato il papà di Biscaro. Non lo so, perché ha rovinato 4 famiglie. Mia figlia abita a Salisburgo, noi qua, mio figlio è là e la ragazza che non c'entra niente. Andrà ai funerali della ragazza? Non so quando sono. E lei come sta? Più dormito? No? No, sempre là. Passano le ore, si aggiungono dettagli inquietanti, aumentano gli interrogativi e il caldo torrido qui in via Posmona col San Martino diventa una cappa di dolore. I balconi socchiusi sembrano quasi trattenerlo. Mario fuma nervosamente, sa che il gesto di suo figlio ha segnato un solco ancora più drammatico nell'esistenza di un'altra famiglia. E cosa si sente di dire ai genitori di Elisa? I genitori cosa vuole? Sono sulla stessa situazione nostra, forse anche più grave la loro. Ma per il momento non posso andare da loro, perché ho finito a luna di notte a Valdobbiadene, poi sono crollato, mia moglie poi. Mario torna poi con la mente a martedì, l'ultimo giorno prima del massacro di Moriago. Il martedì è andato al lavoro, è ritornato all'1:30, ha mangiato, poi noi siamo andati via, fino a portare via del materiale. Quando sono ritornati non c'era più. Ho provato a telefonare, niente da fare, abbiamo fatto denuncia. Sono andato il mattino successivo in azienda e mi hanno detto: guarda che è andato via alle 7:30 del mattino senza dire niente. Poi ha telefonato all'agenzia interinale che si era licenziato. Eppure, spiega sempre Mario, quel lavoro in un'azienda vicino gli piaceva anche perché era arrivato dopo una serie di delusioni in ambito professionale, ma il disagio di Fabrizio era profondo e si era sedimentato nel tempo. In un caso aveva anche tentato il suicidio. L'ho fermato. L'ha fermato lei quindi? Sì. E cosa le aveva detto? Le aveva promesso che non l'avrebbe fatto Non più? l'avrebbe più fatto, sì. E invece poi ha fatto altro, purtroppo. E anche adesso, nel momento più duro, Mario continuerà a essere padre in attesa di un momento di verità. Non posso avere sensi di colpa, cosa vuole che colpa posso avere? Perché è mio figlio, però per il resto abbiamo fatto tutto il possibile prima, faremo anche adesso. Starete ancora dalla parte di vostro figlio? Sì, perché è sempre il nostro figlio, no? Però bisogna vedere, perché cosa dirà. Ci vuole parlare a 4 occhi? Sì, io lo guardo negli occhi. Su quanto accaduto a Moriago, su quanto si può fare per prevenire simili tragedie, sono intervenuti anche il presidente Zaia e l'assessora Lanzarin. Un'autentica tragedia quello che è accaduto, si stenta ancora a credere che possa accadere che una persona lì, tranquilla, indisturbata, nel Greto del Piave, che prende il sole, si riposa,
ha la sfortuna di incontrare il destino, e un destino così atroce. Nelle parole del presidente del Veneto, tutto lo shock di un'intera regione per il brutale assassinio di Elisa Campeol, un delitto che apre una più ampia riflessione sull'assistenza alle persone che soffrono di disturbi psichici, partendo dal monitoraggio di situazioni a rischio. Un monitoraggio assolutamente sempre più puntuale di queste situazioni familiari, di andare in aiuto alle famiglie, ma anche di avere contezza di quello che sta accadendo. Ma la rete c'è, va ancora più intensificata, diciamo che si parte dalla famiglia, si parte dal centro di salute mentale, da quello che sono le cure, la verifica che le cure poi vengano praticate. Poi è fondamentale che ci sia anche un supporto alle famiglie, perché in questi casi è fondamentale anche che le famiglie trovino subito una risposta. E oggi interviene anche il ministro della Salute Speranza nel corso della seconda conferenza nazionale sulla salute mentale, spiegando come questa sia una priorità per il governo. Le persone con disturbi mentali continuano a ricevere risposte che non sempre sono pienamente adeguate. Dobbiamo riconoscere che negli ultimi decenni l'attenzione dedicata alla sofferenza mentale non sempre è stata all'altezza. Voglio assicurare il mio impegno personale e quello del Ministero, ha aggiunto Speranza, per individuare ipotesi volte a sostenere concretamente i servizi di salute mentale, perché senza questa non c'è né ripresa né resilienza. Fare rete tra le varie realtà sul territorio per individuare possibili situazioni a rischio deve dunque essere una priorità. È difficilissimo perché sono casi che non sono noti alle istituzioni, non sono noti ai comuni, non sono noti alle aziende sanitarie, ai distretti e quant'altro. Però con le strutture sanitarie territoriali, i distretti, i nostri centri di salute mentale stiamo cercando anche effettivamente di mettere in campo tutte le azioni possibili per intercettare questi casi e per poi dare un percorso riabilitativo e evitare tragedie come quella che è successa a Moriago. Vediamo, eccola qua, è collegata con noi da Padova, la nostra Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno Vanessa, guarda che bello scorcio di Padova vi stiamo facendo vedere con il collega Cristian Rocchi Agliende. Ci troviamo nella zona di Via Goito e come vedete ovviamente questo è sabato dei padovani, che in centro c'è la fase dello shopping. Chi invece può goderselo si gode queste passeggiate, perché Padova è anche città d'acqua, come vedete appunto abbiamo un canale che costeggia il posto questo posto insomma dove siamo, e molti appunto ne approfittano per fare attività all'aria aperta, passeggiate. Tra l'altro devo dire che in questo momento anche la temperatura ce lo sta permettendo, possiamo stare all'aperto cercando ovviamente un po' d'ombra nonostante il gran caldo di questi giorni. Vanessa, se mi permetti ti racconterei che cosa succede oggi pomeriggio proprio nelle acque di Padova, perché partirà questa 41esima festa dell'acqua, la 20esima regata di San Giovanni delle Navi, che è organizzata dagli amici del Piovogo, che peraltro hanno accompagnato Ferdinando Avarino domenica scorsa lungo quel momento memorabile che è stato il ritorno proprio di acqua dell'Ulna di Sant'Antonio, dalla Basilica proprio del Santo fino poi alla Basilica della Salute a Venezia, e finalmente dopo la pandemia tornano a mettere le loro imbarcazioni sull'acqua con questa regata che si svolgerà in 2 giorni, oggi e domani. A partire dalle 17 di oggi pomeriggio si parte questo pomeriggio con la gara a cronometro delle mascherette, domani invece ci sarà tutta una giornata a partire dalle 18 sempre con base in questa zona che è la Golena a Livorno, quindi chi ha voglia insomma può godersi questo spettacolo che riporta indietro insomma la Padova in cui questi canali venivano anche usati proprio per i commerci. Una vera e propria manifestazione di rinascita, possiamo definirla così, dopo il blocco, l'impedimento che c'è stato in questi lunghi mesi di pandemia. Certo, davvero, ci sono tutto un fiorire di eventi anche culturali che animano le serate. Si aspetta ovviamente la giornata di lunedì, quando all'aperto potremo toglierci la mascherina, che inizia ad essere insomma anche pesante da portare. Nel frattempo do una notizia di servizio, perché c'è un appello da parte dell'ULSS 6, perché sono ancora a disposizione circa 10.000 dosi di vaccino che si possono prenotare, quindi chi non l'avesse fatto sa che può appunto usare il portale della regione, poi selezionare l'ULSS 6
e potrà appunto prenotare chi ovviamente è cittadino residente nel territorio dell'ULSS 6 padovana, potrà prenotare la dose di vaccino. Ci sono circa 10.000 dosi disponibili fino al 4 di agosto. Ti racconterei che cosa è successo in queste ore nella provincia di Padova, perché purtroppo dobbiamo dare conto di 2 gravi incidenti. Il più grave è avvenuto nella Bassa Padovana, per la precisione a Ponso, lungo la provinciale 91, dove ha perso la vita una donna di circa 50 anni che viaggiava a bordo della sua minicar. A un incrocio è stata tamponata da un veicolo che viaggiava dietro di lei ed è finita contro un camion. Non so se avete nel frattempo fatto vedere per caso il servizio. Non ancora. Questa mattina. E diamo conto anche invece di un incidente che è accaduto la sera precedente a Campo San Piero, lungo via Strelle, che è un'arteria piuttosto trafficata, anche un lungo rettilineo, dove purtroppo si è ferito gravemente un ragazzo di 18 anni di Campo San Piero, che è ricoverato in gravi condizioni in questo momento all'ospedale di Padova. Ecco, questi sono i 2 fatti di cronaca più eclatanti. Chiara, ne approfitto, siamo sabato, domenica, fine settimana, e nelle grandi città come Padova si parla di movida serale. Cosa c'è da aspettarsi? Allora, c'è stato tra l'altro un comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico che si è riunito giovedì in prefettura proprio per fare il punto su quelli che saranno questo fine settimana, che si annuncia caldo non solo da un punto di vista meteorologico. Preoccupa soprattutto la situazione, diciamo, dalla mezzanotte in poi all'interno di alcune zone del centro storico. La scorsa settimana, tra l'altro nella notte tra venerdì e sabato, si era verificata un'aggressione pari a sfondo omofobo. I carabinieri sono sulle tracce delle persone che si sarebbero avventate contro 2 persone che stavano passeggiando. C'è molta attenzione soprattutto nella zona di Piazza Duomo, di Piazza dei Signori, per chi conosce il centro di Padova, a partire dalla mezzanotte. Quindi le autorità cittadine hanno convenuto di creare un controllo flessibile. Non si vuole militarizzare le piazze, lo hanno ribadito più volte i cittadini, quindi ci sarà un controllo maggiore, ma in borghese probabilmente, delle forze dell'ordine anche nelle ore di notte più profonda, e si attende una nuova ordinanza da parte del sindaco Sergio Giordani, che però non riguarda già questo fine settimana, dovrebbe essere firmata nella giornata di lunedì, e che riguarderà sicuramente la musica che viene stoppata a mezzanotte. L'ordinanza sindacale già esiste, ed altri probabilmente provvedimenti che la giunta comunale sta mettendo a punto in questo momento, proprio per cercare di far fronte al problema dell'eccessivo divertimento notturno. Certo, perché sappiamo, ma al di là della pandemia, al di là delle misure restrittive da tenere in ogni caso, sappiamo, soprattutto quando c'è tanta gente, c'è il classico assembramento, è proprio una questione di rispetto poi anche di chi ci vive nel centro storico di Padova, perché insomma tu hai nominato 2 punti principali che sono proprio nel cuore della città. Certo. Tra l'altro sappiamo, insomma, Padova adesso si è ripopolata anche di studenti universitari, li abbiamo visti in alcune zone della città, ha ripreso vita uno dei quartieri più belli, che è il Portello, dove però sono ripresentati in modo puntuale alcuni vecchi problemi che tanti insomma speravano non ci fossero più, a partire da quello della pulizia, cioè si trovano delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Ricorderete, domenica scorsa il Santo è partito dalla bellissima gradinata del Portello, dove da lì si è imbarcato poi nell'imbarcazione dei carabinieri per raggiungere Venezia. Spesso e volentieri nelle serate tra virgolette degli universitari, che sono il mercoledì notte, quindi giovedì mattina, poi il sabato mattina, quelle gradinate sono piene di bottiglie, di rifiuti lasciati abbandonati, e questo non è uno spettacolo bello e decoroso. Tra l'altro il sindaco Giordani l'ha fatto di nuovo l'appello ieri sera, far tornare la vita nella città è l'obiettivo di tutti, a partire insomma dalle istituzioni, però ovviamente deve essere una vita
che sia rispettosa dei diritti di tutti. Tra l'altro, Chiara, anche voi avete fatto diversi servizi proprio sulla pulizia dei cittadini di quelle scalinate, che sono tra l'altro uno dei punti bellissimi di Padova. E mi ricordo che c'erano i volontari che appunto in qualche maniera cercavano di ripulire dal disastro lasciato la sera precedente, insomma. Sì. Questo è un problema però insomma, Vanessa, anche tu sei mamma, io sono mamma, io spero davvero che i miei figli, che sono ancora piccolini per fare queste cose, però che insomma almeno l'utilizzo del cestino gliel'abbiamo insegnato insomma questi anni ai ragazzi. Poi purtroppo, ed è una piaga insomma che si ripresenterà forse con il ritorno di queste serate, già i giovanissimi fanno uso smodato di alcol, e anche qui ovviamente non c'è solo il canale della repressione su cui lavorare, c'è anche il canale della prevenzione a partire insomma dalle nostre case. Certo, assolutamente. Allora io ringrazio la nostra Chiara Gaiani per il suo intervento da Padova. Grazie Chiara, noi ci separiamo per qualche minuto. Ben ritrovati nuovamente in diretta Focus TG. La collega Chiara Gaiani da Padova poco fa aveva accennato all'incidente stradale con esito mortale avvenuto nella Bassa Padovana. A Ponso c'è un servizio. Stava percorrendo la provinciale 91 diretta verso Ospedaletto Euganeo. Gina Giacomin, 50 anni, si trovava a bordo della sua minicar quando un'auto, per causa in corso di accertamento, ha tamponato il piccolo veicolo all'altezza dell'incrocio tra via Granze e via Vittorio a Ponso, catapultandolo contro un mezzo pesante. L'incidente intorno alle 18:30 di venerdì. Sono stati proprio gli autisti dell'auto e del camion a chiamare i soccorsi. I primi ad arrivare i vigili del fuoco, che hanno estratto dall'auto completamente accartocciata la donna, che è stata rianimata per lungo tempo dai sanitari del 118 e poi trasportata in elicottero in ospedale a Padova. Qui purtroppo il suo cuore si è fermato. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Intanto continua, ci occupiamo adesso di ricerca e pandemia, continua il sequenziamento del virus in Veneto alla ricerca delle varie varianti che stanno preoccupando e non poco l'intera Europa, anche se quella che viene definita Delta, quindi questa variazione che interessa il virus, pare che nella nostra regione non preoccupi più di tanto, come afferma lo stesso Istituto Zooprofilattico delle Venezie. In diversi paesi europei si assiste ad una crescita esponenziale di casi dovuti molto probabilmente alla variante Delta, che ora fa paura anche in Italia. Dal Ministero della Salute arriva una circolare con l'aggiornamento della classificazione delle nuove mutazioni, che raccomanda di rafforzare il tracciamento e di applicare tempestivamente e scrupolosamente sia le misure di contenimento della trasmissione previste che le misure di isolamento e quarantena in caso di VOC Delta sospetta o confermata. Il documento spiega inoltre che vi sono evidenze che quanti hanno ricevuto solo la prima dose di una vaccinazione che prevede il richiamo sono meno protetti contro l'infezione da variante Delta. Al momento questa mutazione del Covid non preoccupa il Veneto, lo afferma la dottoressa Antonia Ricci, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, fatta eccezione per i focolai diffusi soprattutto nel Trevigiano, relativi al contagio che ha riguardato alcuni nuclei familiari indiani, parte dei quali lavora in un'azienda della provincia. La situazione, sottolinea Ricci, non è di una diffusione preoccupante. Si tratta di casi specifici legati a persone tornate dall'India che hanno trasmesso la variante ai loro familiari. Ci sono le varianti, sentiamo le varianti Delta, noi stiamo facendo il sequenziamento per capire, per il momento insomma la situazione è completamente sotto controllo, però abbiamo capito che questo virus anche ancora non lo conosciamo a fondo e quindi non sappiamo come si comporterà in autunno, quindi ancora noi chiediamo massima attenzione, massima cautela. È chiaro che i casi stanno aumentando, aggiunge il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico, ma non vediamo una circolazione maggioritaria e ancora preponderante quella inglese. Per Ricci questa variante del virus in Veneto sta trovando due ostacoli, ovvero l'alta percentuale di vaccinati e la stagione estiva. Sarà importante, conclude, capire cosa accadrà in autunno con le 2 dosi per tutti. E da luglio via libera ai vaccini anche in farmacia. Nel Padovano una ventina ha già aderito.
Dal 1 luglio partono le vaccinazioni in farmacia. I cittadini residenti o con domicilio sanitario nel territorio dell'USL 6 Euganea potranno sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid nelle farmacie che hanno aderito al protocollo regionale. In totale sono 20 in tutta la provincia, 7 nel comune di Padova. L'elenco è consultabile nel sito dell'USL 6 che verrà costantemente aggiornato qualora ci fossero modifiche o nuove farmacie disponibili. Non si potranno vaccinare in farmacia i soggetti estremamente vulnerabili, chi ha risposto con un sì ad almeno una delle domande dell'anamnesi vaccinale e chi ha meno di 18 anni. Prima di prendere appuntamento in farmacia bisogna verificare inoltre di essere idonei alla vaccinazione e di non aver già prenotato un appuntamento in uno dei centri vaccinali della provincia. In queste ore anche il direttore generale dell'USL 6 Paolo Fortuna invita la popolazione a vaccinarsi. Ci sono ancora 10.000 posti a disposizione. Il sero anti-Covid è un alleato fondamentale per chi vuole andare in vacanza sicuro e per proteggere se stessi e le persone care, ha detto Fortuna. E intanto cambiano al San Bassiano, siamo nell'UL7 Pedemontana, i criteri di accesso all'ospedale per chi vuole far visita a pazienti ricoverati. Un altro passo verso la normalità. La diminuzione dei contagi e i numeri della campagna vaccinale hanno indotto l'UL7 Pedemontana, in conformità con le linee guida della Regione, a rivedere i criteri d'accesso per le visite ai pazienti ricoverati in ospedale. Sicuramente il ritornare anche in ospedale liberamente per poter vedere un paziente, un degente, è sicuramente un ulteriore passo verso una condizione di normalità. Ovviamente c'è da dire come in condizioni particolari, critiche, non è mai stato negato l'accesso a vedere un familiare. Da lunedì 28 giugno cambieranno quindi le modalità di accesso e visita ai degenti dei nosocomi di Bassano, Sant'Orso e Asiago. Al momento di accesso nei varchi deve esibire un certificato dell'avvenuta vaccinazione. Teniamo presente come ormai il 50% e più della popolazione della Pedemontana vaccinabile ha ricevuto già almeno una dose. In alternativa deve dimostrare un certificato di avvenuta guarigione oppure l'esecuzione di un test tampone rapido o antigenico rapido negativo nelle ultime 48 ore. In assenza del certificato di vaccinazione o del test negativo, il visitatore potrà recarsi al punto tamponi dell'ospedale per un controllo immediato. Rimangono un po' invariate quelle che sono delle indicazioni del tipo un visitatore per degente, al massimo 15 minuti la visita, igienizzazione delle mani, utilizzo dei DPI. È normale che tutto quello che ci ha insegnato il Covid bisogna farne tesoro e portarlo avanti. Gli orari d'accesso saranno dalle 16 alle 17 per il Dipartimento Chirurgico e dalle 19 alle 20 per il Dipartimento Medico. Ed è ancora il direttore sanitario dell'ULS 7 Antonio Di Caprio che parla delle possibili difficoltà soprattutto nel mese di luglio per quanto riguarda l'arrivo di nuovi vaccini e lancia anche un monito, dice a tutti quanti c'è troppa euforia, non bisogna abbassare la guardia. La campagna vaccinale qui nell'ULS 7 come procede? Ma sta procedendo con numeri che danno soddisfazione. Ci siamo tarati su una numerosità costante di oltre 3.000 vaccinazioni al giorno. Adesso sono subentrati e stanno anche dando il loro contributo i pediatri di libera scelta, i medici di base ci stanno dando la loro consueta mano, si stanno andando avanti con le seconde dosi e abbiamo delle percentuali di adesione molto importanti. Adesso valutiamo nel mese di luglio quale sarà la reale arrivo di vaccini, prevalentemente Pfizer, che condizioneranno ovviamente anche il buon esito. Attenzione però a non abbassare la guardia. Si percepisce un po' questo clima di eccessiva quasi gioia / euforia. Teniamo presente che c'è comunque un tema di varianti, c'è una variante nuova che comunque sta dando dei risultati non favorevoli nelle altre regioni. Non a caso la Regione Veneto ha attivato un sequenziamento su tutte le varianti. Continua comunque la necessità di tamponare tante persone. Eccessiva gioia, eccessiva euforia, mantenere assolutamente tutte le misure di sicurezza per evitare contagi. Andiamo a Vicenza, nel cuore di Vicenza abbiamo Daniele Garbin. Daniele, abbiamo sentito l'appello lanciato dal direttore sanitario dell'UL7, attenzione, bisogna continuare appunto a usare mascherine e quant'altro, almeno nei luoghi al chiuso, e per quanto riguarda la movida non abbassiamo la guardia. Vicenza sappiamo benissimo che è un luogo caldo per la movida del fine settimana. Sì, buongiorno Vanessa, buongiorno a tutti i telespettatori.
E in effetti è proprio così. Vicenza oggi è nel weekend, il weekend diverso, anche perché sono intervenute una serie di misure in Contrapescheria Vecchia, che è un po' il centro così della movida violenta, che ha scatenato una serie di reazioni e di richieste da parte dei commercianti e dello stesso pubblico. Chiedeva maggiori controlli. Addirittura il weekend scorso c'è stato un contingentamento proprio delle presenze proprio transenne, numero chiuso, ed ha funzionato un modello Firenze, si diceva, e ha avuto il suo effetto, perché violenze non si sono registrate. Bisogna dire che c'è stato anche un aumento del controllo del numero di pattuglie che sono state presenti della polizia locale, le forze dell'ordine, e soprattutto, questa è un po' la novità, si parla di pattuglie congiunte, carabinieri e militar police della caserma Ederle, perché spesso coinvolti sono proprio i militari della Ederle, proprio ubriachi, e quindi proprio su questo gli stessi residenti chiedevano un giro di vite anche per tenere d'occhio i militari americani. E ieri sera, proprio l'esordio della prima pattuglia in divisa, queste mimetiche, e qualcuno si è anche intimorito per questa presenza, così pensando che ci fosse qualche summit, qualcosa, e invece per tenere sotto controllo. Però bisogna dire che l'effetto deterrente l'ha avuto, e qui i commercianti, sentiti questa mattina, si dicono contenti, anche se è un po' inquietante, però effettivamente per comunicare ai militari forse servono proprio i militari stessi, in questo caso le ronde. Ecco, vedremo come andrà il weekend, se si conferma anche questa una misura utile per tenere sotto controllo questa euforia, questa voglia giustamente di riprendersi la piazza il fine settimana, l'euforia anche estiva. Però ovviamente le regole vanno rispettate, ecco, poi non è accettabile che questi diventi anche zuffa e comportamenti incivili che non vanno accettati, non si devono accettare comunque a prescindere. Ecco, questo un po', vedrete anche questa sera le reazioni, le richieste, anche le reazioni dei commercianti su questo punto. Certo, che novità ci sono da Vicenza per quanto riguarda l'attualità, sì, la cronaca, ecco? Beh, diciamo che oggi anche il telegiornale avrà una connotazione legata alle ciclabili. L'evento questa mattina, che è un po' il clou della giornata, è stata l'inaugurazione del tratto della Treviso-Stiglia nel tratto di Montegalda, qui proprio in Piazza dei Signori dove mi trovo. Questa mattina alle 8:45 c'è stato il ritrovo, un centinaio di biciclette, si sono date poi appuntamento a Colzè, che è vicino a Montegalda, proprio per l'inaugurazione vera e propria. Presente il presidente del Consiglio regionale Ciambetti, Lisa De Berti, il presidente della provincia Francesco Rucco. Insomma, era una presenza importante perché questo tratto era strategico e mette in collegamento due piazze dei signori, Piazza dei Signori di Vicenza e Piazza dei Signori di Treviso. Ci sarà una tappa poi a Campo San Piero, in questo momento starà arrivando la delegazione, però ecco, è un attestato di quanto insomma Vicenza, la provincia, si stia dando da fare proprio per la questione della ciclabilità. Infatti abbiamo chiesto poi anche a un altro servizio che vedrete stasera al telegiornale come sono messi un po' il punto della situazione delle piste ciclabili qui a Vicenza, e anche una proposta nostra di Rete Veneta, perché i problemi sono i collegamenti centro-periferie, centro-quartieri, e su questo probabilmente c'è ancora da fare. Però abbiamo visto un grande entusiasmo, un clima veramente da festa paesana, una banda che proprio ha coinvolto tutti, c'era una grande voglia di cominciare insomma in questo modo. Anche è un modo per rilanciare l'economia, rilanciare il turismo, a vari aspetti. Ecco, oggi chi vorrà vedere poi il TG stasera proprio si tufferà in questa atmosfera di paese, ma con la voglia di stare insieme, ma anche di spostarsi in maniera sostenibile. Bene, se non ci sono altre novità, io ringrazio il nostro Daniele Garbin. Daniele, grazie per il tuo intervento da Vicenza, e ovviamente 19:15 TG Vicenza, non perdete tutti i servizi. Noi ci fermiamo per una breve pausa. E rieccoci in diretta. Tra le tante ripartenze c'è anche quella del settore del wedding, dei matrimoni rimasti bloccati per mesi. Tante coppie, come quella che vedrete nel prossimo servizio, hanno dovuto spostare e rimandare la data del fatidico sì in più occasioni.
Lo sognavano da tempo, un abbraccio così, sorrisi così, l'emozione della marcia nuziale, gli scherzi degli amici. Emozionati, felici. Loro, come tante coppie, hanno dovuto rimandare il giorno del sì di un anno tra incertezze e restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria. È da tanto che lo aspettavamo perché l'abbiamo rinviato, dovevamo sposarci l'anno scorso. Finalmente è arrivato questo momento e adesso possiamo festeggiare con tutti quanti. Preparativi che hanno dovuto tener conto di norme, aperture parziali in evoluzione, decreti che non liberano del tutto le cerimonie e banchetti, obbligo di Green Pass per tutti gli invitati. Nessuna difficoltà, abbiamo seguito tutte le indicazioni e non è stato difficile. Noi abbiamo fatto il tampone ieri, quindi 24 ore prima del matrimonio, e basta portare il foglio stampato semplicemente prima del ricevimento, oppure bisogna essere vaccinati con almeno una dose, oppure aver avuto il Covid entro i 6 mesi prima del matrimonio. Preparatissime, quindi è stato semplice. Sì, io sono vaccinata, quindi per me è ancora più semplice, però sì, comunque nonostante questo l'emozione è sempre quella, cioè, poi lo aspettavamo da un anno perché ovviamente è stato rimandato, quindi emozionatissime. Un sì che oggi più che mai profuma di speciale, di fiori d'arancio e di ritorno alla normalità. È un'esperienza bellissima poter vedere questa grande gioia dopo un periodo così duro, tanta emozione. Momenti importanti ci sono stati anche in questo periodo, però si potevano vivere con poche persone e sentire la spinta della comunità credo che sia importante per loro, ma anche per le persone che sono invitate. Il viaggio di nozze per ora salta in attesa di periodi in cui anche viaggiare sarà meno complesso. Viva gli sposi! Insomma, lentamente si prova a tornare alla normalità, sono tanti i limiti ancora che ci restano, però insomma pian piano si torna davvero a rivivere tutto quello che eravamo abituati a fare e quant'altro. Si parlava con la collega Chiara Gaiani poco fa nel collegamento da Padova di situazioni di degrado che si presentano nella città. Bene, c'è stata una denuncia che è arrivata da alcuni residenti della zona Stanga, degrado, ma vedete un po' cosa è successo. La fontana della Stanga usata come doccia in queste torride giornate di giugno. Questo è solo l'ultimo e più eclatante episodio di difficile convivenza tra i residenti della Stanga a Padova e un gruppo di nomadi che da settimane stanziano nel quartiere. Il video è stato pubblicato sui social da un esercente della zona per denunciare quanto sta accadendo. La situazione sta diventando invivibile, denuncia il Comitato Stanga. Eravamo riusciti a salvare alcune vie proprio dall'invasione degli spacciatori in quella zona là e invece adesso abbiamo il problema dei nomadi. I nomadi non hanno regole, sporcano tutto, fanno i loro bisogni per strada, i marciapiedi sono impraticabili. Le maggiori criticità sono per i minori rom che oltre a farsi il bagno nelle fontane sono lasciati soli in strada a bivaccare, denuncia ancora il Comitato Stanga. Ci sono dei minori, dei bambini che sono tutto il giorno allo stato brado, sono tutto il giorno nudi, ok? Camminano a piedi nudi e vengono lasciati lì con caldo atroce in questo periodo, ma soprattutto completamente senza un minimo di regole. E sono anche molto aggressivi perché difficilmente le mamme possono portare adesso i bambini al parco Esperanto piuttosto che altri parchi perché vengono aggredite. I residenti chiedono l'intervento dei servizi sociali. Inoltre, nei giorni scorsi, c'è stato un colloquio con l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, a cui si chiedono dei provvedimenti sulla scia di quelli già presi per arginare la presenza dei Rom in alcune zone come Ponte Vigo d'Arzere e l'Arcella. Le idee sono quelle di ordinanze apposite o di DASPO o qualsiasi altra cosa che li tenga lontane almeno dalle zone residenziali. Un altro genere di preoccupazione è quella però che desta la Basilica di San Marco dopo gli ultimi allagamenti causati dall'alta marea.
Siamo in estate, ma il fenomeno dell'acqua alta continua a invadere periodicamente la Basilica di San Marco, dove anche la scorsa settimana si sono registrati degli allagamenti e sott'acqua è finito ancora in Artece. Insomma, nella zona più bassa della città non si possono dormire sonni tranquilli. L'acqua alta all'interno della Basilica continua a presentarsi con preoccupante puntualità. Anche in questa ultima settimana stati colpiti dalle nuove acque alte che colpiscono la Basilica di San Marco anche nel mese di luglio. Ci colpiranno nel mese di luglio perché siamo stati colpiti anche il mese di giugno. Purtroppo, a fronte di questa nostra continua denuncia delle situazioni drammatiche che la Basilica sta soffrendo, contemporaneamente noi dobbiamo constatare che ci sono delle tematiche che non trovano una soluzione. In 4 mesi siamo alla stagione delle acque alte e di quello che sarà la conclusione di quest'anno. E allora siamo qua a richiedere con forza, con tutto quello che possiamo avere, che venga data la possibilità che partino i lavori per mettere in sicurezza la Basilica. Siamo a ribadire la necessità che siano fatte le operazioni che servono perché il Mose sia nelle condizioni di entrare in funzione per la prossima stagione invernale. Venezia soffre. Tutto quello che ha colpito la nostra salute, a cui però per Venezia si è aggiunto la non avvenuta risoluzione del problema dell'acqua alta. Le grandi assicurazioni che abbiamo ricevuto finalmente si tramutino in fatti concreti. Non abbiamo motivo di criticare nessuno, ma abbiamo la responsabilità di conservare la Basilica San Marco così com'è e così come dovrà essere. Contiamo che questo si realizzi immediatamente. Da Venezia andiamo sull'altopiano di Asiago perché si è registrata l'ennesima predazione del lupo. Ancora una volta entrano in azione i lupi che si muovono sull'altopiano dei 7 comuni e a Foggia sono subito dolori. I selvatici hanno predato un asinello che è stato ritrovato a pochi metri da una strada, sventrato e ormai senza vita. Si tratta dell'ennesima predazione di questo inizio di stagione. L'estate è appena partita e già le polemiche per i capi uccisi dai lupi sono roventi in tutto l'altopiano. E apre all'interno dell'Università di Padova un ufficio di polizia che andrà al servizio di studenti e studentesse, ma anche dei vari ricercatori e ricercatrici che lavorano all'interno dell'università. Il taglio del nastro all'interno del Palazzo del Bo. Sarà ospitato nella prestigiosa e storica sede dell'Università di Padova il primo sportello di una questura italiana a servizio degli studenti internazionali che scelgono Padova per la loro formazione. Una scommessa vinta insieme dal rettore Rizzuto e dal questore di Padova Isabella Fusiello, che ha subito trovato l'appoggio di tutte le istituzioni. All'inaugurazione presente il vicecapo della polizia Maria Luisa Pellizzari. È un orgoglio e una gioia per noi. Per me è una gioia particolare che questo sia accaduto a Padova, che è l'ateneo dove io mi sono laureata, la città che amo e dove sono le mie radici. Ma è un modello che esporteremo, perché io credo che sia un modello vincente, la sinergia tra le istituzioni. Un tavolo di prime volte, ha detto scherzosamente il rettore Rizzuto nell'incontro che ha preceduto il taglio del nastro, seduto accanto al primo vicecapo della polizia donna, al primo questore donna della città di Padova, alla prima rettrice dell'Università di Padova, a cui lascia in eredità un ateneo che punta sugli studenti internazionali. Da 250 studenti avere quest'anno quasi 1400 e le preimmatricolazioni ci dicono che l'anno prossimo saranno 2000, quindi avremo il 10% di studenti internazionali anziché l'1%. È un risultato straordinario, arricchisce l'università, arricchisce la città, arricchisce il paese. Una scommessa per la rettrice eletta Daniela Mapelli. Sono giovani, investire sui giovani comunque è scommettere sul futuro. E il fatto di avere un ufficio della questura all'interno della nostra università fa parte di quel pacchetto di accoglienza, diciamo, per gli studenti internazionali, ed è importantissimo. Studente internazionale che arriva in Italia portando con sé la propria cultura, arrivano da moltissimi paesi diversi e quindi sono un valore aggiunto anche per i nostri studenti.
E intanto Vicenza si sta preparando per diventare capitale italiana della cultura 2024. La città che verrà, ieri, oggi, domani. Vicenza riallaccia il passato al suo futuro e lo fa candidandosi a capitale italiana della cultura 2024. Una sfida, un azzardo, ma innanzitutto un progetto. La città del Palladio da qui ai prossimi anni dovrà investire su territorio, impresa, radici. Dovrà valorizzarsi per raggiungere l'obiettivo. Sarà necessario condividere questa idea con le forze della città. Noi valorizzeremo naturalmente il nostro patrimonio architettonico, valorizzeremo il legame di Vicenza col mondo dell'impresa, unendo questo binomio cultura-impresa. La cultura è un investimento che ripaga, è in grado di generare ricchezza, di rilanciare la città e coinvolgerà il centro storico, le periferie, i quartieri, le frazioni. Per essere capitale della cultura bisognerà iniziare a programmare già oggi una rivoluzione della viabilità, una riqualificazione delle aree urbane. E non solo. Di attenzione alle fasce più deboli, attenzione anche alle disabilità, a tutte quelle fasce che a volte non si sono sentite coinvolte dalla cultura perché magari la cultura la sentivano lontano. Per me nascerà una nuova Vicenza che coinvolge i quartieri oltre che il centro storico e che soprattutto valorizza la sua capacità di fare impresa e di portare alla fine la cultura italiana e vicentina in giro per il mondo. Insomma, non si diventa capitale della cultura con uno schiocco di dita. La crescita inizia già oggi, così da far trovare la città del Palladio pronta al momento opportuno, il che significa organizzare un vasto programma di mostre, significa avere le strutture ricettive per ospitare i turisti, significa più hotel, più locali, significa rifarsi il look. Oggi Vicenza è già una delle capitali italiane della cultura. Qui le orme rinascimentali di Andrea Palladio sono evidenti. Il centro storico ha la sua mano, le sue linee, le sue prospettive. Da Piazza dei Signori, un salotto a cielo aperto, a Palazzo Tiene, appena acquistato dal comune per farne un museo aperto al pubblico, come proposto da Rete Veneta. Ma questo è solo un punto di partenza. Il percorso è ancora lungo. Che Vicenza diventi una città del mondo, quindi aperta a tutti i turisti italiani ovviamente, ma soprattutto stranieri che vengono a vedere le bellezze non solo di Venezia, non solo di Verona, ma anche della città di Vicenza, che è un gioiello al quale tutti vi riconoscono grande qualità. Questo per il momento è il nostro ultimo servizio. Ricordo gli appuntamenti di questa sera, 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza. Grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona giornata a tutti voi, arrivederci.